Sono le incredibili immagini del fiume più lungo d'Italia, il Po, nel tratto che separa l'estremo lembo della regione Veneto da Lombardia ed Emilia-Romagna. Il letto del fiume è notevolmente ridotto a causa della siccità e le immagini più eloquenti dell'anomalia della situazione vengono dall'imbarcadero proprio davanti alla sponda rodigina, dove i natanti nella darsena sono praticamente arenati all'asciutto. L'esperienza di camminare dove abitualmente bisognerebbe nuotare, a dire il vero sconsigliato per gli inconvenienti che comporta vista la pericolosità di correnti e gorghi, viene provata con perplessità e curiosità da parte di turisti e residenti che mai avevano visto il grande fiume ridotto così. Erano almeno 70 anni che una situazione del genere non si verificava e la previsione di una settimana ancora senza acqua induce ad una più che motivata preoccupazione. La risalita del cuneo salino, ovvero il mare che entra nei corsi dei fiumi proprio per la loro insufficiente capienza, ha portato conchiglie addirittura fin qui, che in linea d'aria si trova ad una 60 di chilometri dal delta del Po. Uno scenario quasi apocalittico, dove l'isola tra le due sponde regionali risulta ben evidente e circondata dalla secca del letto del fiume. Dall'acqua emerge anche la carcassa di una imbarcazione affondata da chissà quanto tempo. Probabilmente ancor prima delle chiatte che formavano il ponte di attraversamento dell'edificazione negli anni 70 del Novecento di una vera e propria infrastruttura sovrastante il fiume, fratellino minore, una ventina di chilometri più a sud, del viadotto tra Santa Maria Maddalena, dunque Occhiobello, e Ponte Lagoscuro, dunque Ferrara.